Andiamo avanti. E questo per l'ospedale. Territorio. Hanno promesso, l'ospedale chiude, quindi il territorio andrà verso magnifici destini e progressivi. Quindi un CAP, un centro di assistenza primaria di 20-30 mila abitanti, ma senza nessuna indicazione organizzativa, senza nessuna stima dei costi, con dati inesatti. Quindi un annuncio, ma di contenuti praticamente nulla. Vi faccio solo un esempio di Trieste. Dopo aver inaugurato dei CAP che sono rimasti vuoti, ha cercato di convincere i medici ad andare almeno un giorno alla settimana. Ma cosa dovevano fare? Il medico che sta nel rione X doveva andare quel giorno in quel CAP, i suoi pazienti tutti con l'autobus in questi CAP, per cui era un flusso di malati e medici per fare esattamente la stessa cosa. E ho guardato alla storia, un esempio del genere ci viene dalla Real Marina del Regno delle Due Sicilie, del cosiddetto istituto del Facite a Muina, che quando arrivavano i militari di corte, quelli che erano a prora dovevano andare a poppa, quelli di poppa a prora, quelli di destra a sinistra e così via. A questo siamo arrivati. Andiamo avanti. E arriviamo a una delle cose più tragiche, il piano dell'emergenza, solo che non ce lo dicono tutti. Ci avevano detto nel piano dell'emergenza, no, torniamo indietro, che avevano delle formule matematiche per calcolare il numero dei mezzi di soccorso. Siamo andati a cercare in letteratura, mai visto una formula del genere. Andiamo avanti. Risulta che nel Friuli Venezia Giulia noi abbiamo per 1.200.000 abitanti e 7.000 km quadrati 6 automediche, neanche 6 perché attualmente non l'hanno data, quindi ne abbiamo 5. Nelle Marche, territorio un poco più grande, hanno 31 automediche, cioè una ogni 300 km quadrati e non ogni 1.300, una ogni 50.000 abitanti e non 205.000 abitanti. In questo modo siamo finiti. Andiamo avanti. Poi ci hanno detto, ma la tipologia dei mezzi di soccorso, tutti gli equipaggi saranno professionali. Non è vero nulla. Abbiamo metà delle ambulanze con personale volontario non dipendente. E qual è il risultato di questo depotenziamento? Non parliamo della centrale operativa unica a Palmanova, se mai parleremo durante il discorso, che se no dovremo parlare altra mezz'ora. Allora, questi sono la relazione SORES, cioè della centrale operativa, cioè sono i dati ufficiali della regione. L'11% degli interventi in area urbana arriva in meno di 8 minuti, che è il tempo di legge, il tempo normativo. Vuol dire che nei codici rossi e gialli l'85% del soccorso arriva in ritardo. Questo non era mai successo in questa regione, mai. Nell'extraurbano abbiamo solo il 36% che arriva in ritardo. Ma 36% vuol dire che 3 persone su 10 sono in strada ad aspettare oltre i 20 minuti prima che arrivi un'ambulanza. E non parlo dell'elicottero perché ora saremo qua oltre mezzanotte. Punti di primo intervento, quello che è diventato il pronto soccorso di Gemona, ovvero praticamente o quello che dovrebbe diventare un qualcosa che vuol dire un medico e un infermiere e basta. E il problema è che se avessero avuto un minimo di scrupolo, almeno avrebbero messo un numero sufficiente di ambulanze automediche. Nulla. E questi erano i calcoli per cui che ben conoscete, in cui avevano falsato i dati per dire che il pronto soccorso a Gemona non serve, okay. E quindi i malati che aspettano gli altri pronto soccorsi. Andiamo avanti. Velocemente avete parlato già della rete oncologica regionale che non c'è e quindi la gente deve andare in giro a fare chemioterapie ed altro. Questo saltiamo perché sennò andiamo troppo. Ecco, per quanto riguarda il monitoraggio dei tempi di attesa nelle strutture sanitarie, cioè questi sono i tempi in cui, questo è il sito della regione che dà i tempi di attesa degli interventi chirurgici a livello regionale. Se voi andate a vedere, ultimo aggiornamento 31 marzo 2015.
Cioè noi abbiamo i tempi fino al 31 marzo 2015. Questo è stato fatto con l'amministrazione precedente nel 2009 e si è bloccata nel 2015 perché o non sanno immettere i dati o si vergognano dei dati. Altro non c'è. Ecco. Quanto tempo ancora? Ho ancora 7-8 minuti. Ce la facciamo. Ci stiamo dentro. Questo è più importante perché a questo punto noi abbiamo avuto 4-5 anni di anni veramente bui e quindi adesso si impone la ricostruzione e la rinascita del sistema. Non sarà facile, ci vorranno anni perché è un po' come Dresda. Dresda è stata bombardata e distrutta in poche ore e ci sono voluti 6-7 anni ed erano tedeschi. Quindi no, andiamo indietro un attimo. Bisognerà lavorare su due settori: ridisegnare gli assetti istituzionali, cioè le aziende, perché come diceva prima qualcuno non è possibile che un'azienda vada da Gorizia alla Tisana, un'azienda, abbiamo sapete, è stretta 20 km e lunga 150, come non è possibile che ci sia un'azienda che abbia una conformazione come la vostra da Tolmezzo fino a Codroipo. Non è logico perché non sono territori omogenei. Tarviso Sappada Varmo. Ma faranno un contro referendum quando sapranno. Allora, l'assetto istituzionale, quello che si chiama assetto istituzionale, la conformazione e la geografia delle aziende, è stato preparato senza neppure una simulazione dei possibili impatti. E infatti le modalità di lavoro sono eterogenee nelle varie aziende, perché per esempio nella Bassa quelli di Latisana e Palmanova lavorano comunque diversamente dagli altri e le aziende comunque non sono ancora veramente unificate. Si dice che appena un terzo del processo è andato avanti, ci vorranno altri 5-6 anni, si converrebbe tornare indubbiamente indietro. Dicevo, difficoltoso il tentativo di collegare più SPOC gli ospedali SPOC, vedremo dopo cosa sono, tra di loro. Perché? Perché i flussi di mobilità dei pazienti, delle persone, non è che con un tratto di penna si comandano. Da oggi tu vai, no, se no facciamo appunto il facite a muina di prima. E soprattutto il collegamento di questi monconi di ospedali ha ridotto l'efficacia dei reparti di base, come dicevo prima, perché non si può pensare che il reparto venga un giorno diretto e un giorno non diretto, cioè funziona a giorni alterni, a seconda se il primario va da una parte o dall'altra. O i primari non servono, allora si aboliscono, o se servono stanno via ogni giorno. Ecco, gli attuali assetti istituzionali non fanno riferimento ai bacini di utenza consolidati nella storia e quindi mentre chi dava un quadro accettabile era la cosiddetta area vasta, se vi ricordate che poi tutto sommato coincideva con le province, la provincia di Udine, quella di Pordenone e Trieste insieme a Gorizia e Monfalcone, perché altrimenti aveva una popolazione troppo ridotta. Quindi il modello di area vasta consente di progettare l'organizzazione dell'assistenza in ospedale correlandola al suo bacino di utenza e questo secondo me dovrebbe essere il messaggio da dare nel futuro, cioè tornare, a mio avviso, però non è, cioè prima di dire questo da mesi ho consultato ex funzionari anche di alto livello della sanità regionale quando la sanità funzionava, ho consultato colleghi e sono tutti sull'idea che l'area vasta era un progetto intelligente. Quindi, ecco, nell'ambito dell'area vasta c'è il cosiddetto di ospedale hub e SPOC, ovvero un ospedale principale. Vado avanti? Sì, avanti. Ecco, un ospedale principale, Udine, Trieste, Pordenone, dove si concentra la maggiore complessità di intervento, quindi la neurochirurgia, chirurgia vascolare, eccetera, eccetera, in modo che gli ospedali di base possano rinviare. Però non si chiudono gli ospedali di base, non si chiude la medicina, perché è ridicolo mandare intasare un ospedale hub con pazienti di medicina. Andiamo avanti. E
anche sul territorio l'assistenza deve essere rivista. Dobbiamo superare i CAP. I CAP sono degli sportelli, non sono nulla altro che degli sportelli, non fanno altro che ripetere quello che dovrebbe fare il distretto. Quindi una organizzazione, una gestione dei malati che vada per processi e non per competenze, perché adesso siamo a competenze, perché per questo si telefona ad uno, addirittura la tedesca è riuscita a dire che voi dovrete, se uno sta male, deve prima autodiagnosticarsi se codice bianco o codice giallo, o se dopo telefono l'uno all'altro. Siamo arrivati a questo, alla follia pura. Ecco, quello che invece bisogna dare, perché la popolazione anziana, non è che io posso far andare il paziente anziano allo sportello CAP da Gemona a Belzone o da Belzone a Gemona o a Tolmezzo eccetera. Io devo dare un progetto, qua per questo parlo di gestione per processi, la continuità di cura e la massima vicinanza ai luoghi di vita delle persone. Cioè il paziente deve essere curato a casa, non può andare a girare per gli sportelli. Questo è il discorso fondamentale. E quindi bisogna progettare un vero processo di distrettualizzazione, perché è il distretto che deve essere quello che cura, ma non un distretto pieno di sportelli, un distretto perché ci sono i telefoni, perché c'è il sistema informatico, non so se funziona dappertutto, però i telefoni sì, ecco, almeno quelli urbani, se non gli altri. Avanti. E in quest'ambito anche appunto vanno progettati i percorsi di cura del malato cronico grave, perché quello che adesso non vuole nessuno, nel senso che il territorio non è capace di curarlo, l'ospedale non ha più letti, ma questo è il malato più fragile, il malato che ha necessità di cura. Questo dovrebbe essere l'obiettivo del nuovo, di quello che sarà la rinascita della sanità della nostra regione. E soprattutto una riflessione fatta dalla NAO, che ha ripreso un editoriale del British Medical Journal, ma già del 13, che quindi già quella volta avrebbero dovuto pensarci, quando si disse che non ci sono evidenze a supporto che sempre le cure territoriali possano ridurre i ricoveri, perché ormai ci sono anziani molto fragili con patologie, con pluripatologie complesse, che se quando sono instabili devono essere ricoverati, non si possono curare a casa. Queste sono ideologie totalmente prive di fondamenti scientifici, ideologie e basta. Ecco, arriviamo adesso, chiudo in 3 minuti, l'emergenza, e qui bisogna rifare tutto, perché avevamo una buona emergenza e l'hanno distrutta totalmente. Questo è proprio il centro di Dresda, bombardamento a tappeto. Bisogna tornare al dipartimento di emergenza, che non è una nostra invenzione, perché tutto il mondo ce l'ha, noi siamo riusciti a eliminarlo. Un dipartimento di emergenza urgenza che sia responsabile di tutta l'attività dell'area vasta, perché adesso non si sa da chi dipende il punto di primo intervento di Gemona, non si sa di chi dipendono le ambulanze, perché la centrale è a Palmanova, neanche non si sa di chi dipende Palmanova, perché probabilmente neanche loro sanno da chi dipendono. Esatto. No, non ridete, perché questo è tragico, perché la gente muore perché non sa da chi dipende. Quello che bisogna fare, so che sarà difficile, però la situazione attuale non è emendabile. Io ho lavorato 30 anni nell'emergenza, credo di sapere qualcosa. Bisognerebbe tornare alle centrali operative provinciali, perché non è sostenibile, oppure il personale delle 4 province va a lavorare a Palmanova, fanno ogni giorno il viaggio, perché non è possibile che prenda la chiamata qualcuno che non conosce dove mandare il mezzo. Non è possibile. Questo, se volete, dopo in sede di discussione, se no sforo il... Quindi, no, andiamo indietro un attimo, una centrale operativa che lavori anche insieme alla cosiddetta centrale 116-117, quella cosiddetta di codici bianchi, che non sarebbe quella dei codici bianchi, nel senso che i nostri vertici non hanno capito niente. Semplicemente l'Europa dice una cosa molto semplice: oltre all'emergenza 118 deve esserci anche un telefono, non una centrale a parte, che risponde, diciamo,
ha l'urgenza più, diciamo, più lieve. La guardia medica, faccio un esempio, voi avete l'incidente, si chiama 118, uno ha mal di pancia o quant'altro, perché un infarto, ma chiama il 116. Ma allora io dico, e a Trieste l'avevamo fatto quella volta, la centrale dovrebbe essere un'unica centrale che anche con più numeri prende tutto e lì si processa le varie chiamate. Perché tra urgenza e non urgenza c'è una zona grigia. Non è che c'è la separazione netta, questo sta malissimo, questo non sta malissimo. No, c'è tutto un intermedio. E sicuramente il malato non lo può dire al telefono. Noi medici già col malato vicino siamo talvolta in difficoltà a sapere cos'ha, ma vi immaginate al telefono? Se io so se è un bianco, un giallo o rosso. Ho delle grosse probabilità di identificarlo sempre sovrastimando. Ma questo è quello che dovrebbe fare una centrale, andiamo avanti. Quindi, e tra l'altro una centrale di questo genere diventerebbe il centro di coordinamento, il cervello dei servizi di soccorso e della continuità assistenziale, perché si compenetrano, perché il malato cronico che ha una riacutizzazione diventa un'emergenza, non so quanta emergenza, ma non è che diventa o bianco o giallo, quindi chiama a destra o chiama a sinistra. Quindi un riferimento unico per tutti. Quindi vanno ridisegnati ovviamente la rete dei mezzi di soccorso, la rete dei presidi dell'emergenza, però sempre con la responsabilità di un dipartimento d'emergenza che è il garante, che è responsabile dell'emergenza nell'area vasta. E poi si sa chi paga se sbaglia. Avanti? Ah sì, no, dietro. Ecco. Quindi, e ovviamente lavorare, e questo lo dico ai politici, non devono farlo loro, ma devono scegliere dei tecnici che sappiano fare i tecnici. Questa è la cosa essenziale. Il piano, e io ne ho fatti di piani, vuol dire produrre un documento programmatico, nero su bianco, non gli annunci della tedesca, nero su bianco, che non sia una dichiarazione del dover essere, appunto, dovrà essere così. No. Deve avere le caratteristiche della fattibilità, io devo sapere che è qualcosa di possibile. Quando loro mi fanno un 112-118 e vuol dire che ci sono due passaggi, vuol dire che il tempo raddoppia, non è possibile diversamente. E degli studi che simulino e prevedano l'impatto organizzativo. Non possono dirmi che la centrale 118 è in rodaggio, perché rodaggio vuol dire quanti morti? Signora, mi dispiace, è in rodaggio, ma pazienza. Cosa vuole? Ecco, quindi va posta attenzione, realizzabilità e poi anche scala di priorità, perché i soldi sono quelli che sono e ovviamente ci sono le priorità. Avanti? Ecco, quindi un approccio non più ideologico, ma rigorosamente tecnico-valutativo, deve partire dall'analisi anche spietata dei dati. Non tutto va bene. Ci sono delle cose che vanno male, poco da fare, ma devono essere dette, non possono essere nascoste. Questo è il discorso. Quindi che devono essere individuati obiettivi misurabili e raggiungibili. Avete visto, prima abbiamo mostrato la diapositiva, tempi chirurgici non si sanno, bloccati al marzo, perché non vogliono dire. Invece io devo sapere che se prima operavo in 3 mesi, adesso opero in 4 mesi, quali sono le cause? Perché devo tornare a 3 mesi, ma devo avere dei dati, deve esserci qualcosa di trasparente. Solo con un sistema trasparente, senza paura del dato, perché loro sono terrorizzati dai dati in questo momento, anche se denuncia un insuccesso, si può attivare la spirale virtuosa della qualità, solo in questo modo. Da ultimo, voi anche a Gemona hanno tolto, mi pare, la Joint Commission, che era perché era la qualità si controllava, adesso la mantiene solo Udine. E dovremo tornare ad averla in tutta la regione. Grazie.